Sì, il fenomeno dell'abuso di ore di guida o della riduzione dei tempi di riposo nell'autotrasporto è un fenomeno che comunque esiste e sicuramente questo tipo di controlli che facciamo unitamente all'Ispettorato del Lavoro ci consente un controllo ben più stringente della normativa, anche perché ci permette di controllare anche le aziende. In questo caso un'azienda che aveva accumulato parecchie di queste violazioni. Sì, sono state contestate circa 450 violazioni fra l'azienda e i trasportatori e questo tipo di numeri è possibile farli solo in occasione di questi controlli congiunti che sono appunto interministeriali, diciamo, Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro, e ci permettono di analizzare tutta una serie di informazioni che normalmente su strada non potremmo avere se operassimo da soli. Qual è la differenza? In questo caso è la mancanza della tenuta dei documenti dell'azienda, motivo per cui la maggior parte delle sanzioni sono state elevate proprio all'azienda, perché la normativa prevede da parte del datore di lavoro la tenuta di una serie di documenti che attestino le attività lavorative dei camionisti. Il fatto di non avere in regola questi documenti, ovviamente, per quanto ci riguarda, ci nasconde qualcosa, fra virgolette, da parte dell'azienda.